nel 1282, poi Purgessim nel 1350, Burgessimo, Puresso, Purisino Foci e nel 1548 Puriessim sotto Cividal, fino al definitivo Purgessimo dal 1700. Gli storici associano il suffisso pur al suffisso bur, che in longobardo e germanico significa contadino, e tale suffisso bur si è trasformato soprattutto nelle aree meridionali tedesche e in Italia in pur, e il resto delle trasformazioni sono il normale fluire della lingua in continua trasformazione. Leggenda vuole che nel Medioevo il castello, posto sotto attacco, dopo pochi giorni venne preso, ma i conquistatori, una volta al suo interno, non trovarono nessuno e dissero in lingua ladina pur jessen, quindi eppure c'erano, ma è ovvio che è solo un racconto di paese. Altre leggende sul castello sono arrivate fino a noi. Si narra l'esistenza di una fitta rete di cunicoli che collega l'interno del castello con la città di Cividale e con il castello di Grusperco, in località San Guarzo, cosa molto improbabile viste le distanze chilometriche. Gli anziani di inizio Novecento lo davano per distrutto addirittura da Attila, viste le sue condizioni, ma ovviamente la cronologia degli eventi è contro questa ipotesi, visto che Attila, come i Longobardi, probabilmente non sono entrati in Italia dalla porta delle valli del Natisone, come si pensa da sempre, ma dai territori più a sud, compresi tra Gorizia e Trieste, con Aquileia più vicina e facilmente raggiungibile. Per ultimo non poteva mancare un tesoro disperso, e si racconta che durante i lavori sulla parete nord della montagna un operaio abbia scoperto un vaso murato all'interno della parete stessa. Questo vaso sembra che fosse pieno di monete d'oro, ma che siano andate perdute tutte nel fiume sottostante, ovvero l'affluente Alberone, che è risaputo abbia oro nel suo letto sotto il Mataiolo, come trovato negli anni '80, ma è difficile credere che nessuno abbia tentato nell'immediato di recuperare queste monete d'oro. Ciò che rimane del castello di Gronobergo è ben poco, a causa di un abbandono senza spiegazione. Sicuramente un castello da valorizzare, anche solo tagliando gli alberi che lo stanno inghiottendo. Musica di ombre sonore, Calls from the Deep Green Hills. Stai ascoltando il podcast Il Confine, Storia Nord-Est.